Diego D'Ambroso, candidato sindaco per Crocetta del Montello. Cosa l'ha spinta a candidarsi? Allora, innanzitutto abbiamo verificato tutta una serie di esigenze del paese e dei cittadini e quindi abbiamo parlato in gruppo. Dopodiché, in maniera direi abbastanza rapida, abbiamo costruito il gruppo che ha portato alla squadra attuale, con persone volenterose, ben inserite sia nel mondo del lavoro che delle associazioni, e proprio con la volontà di affrontare quei problemi che abbiamo notato negli ultimi anni per il nostro paese e per i cittadini. Tra i tanti problemi, per noi importante è il recupero dei centri storici. Abbiamo l'esempio di Crocetta che negli ultimi anni ha subito un degrado rilevante. Abbiamo comunque il recupero dei Ciano, delle frazioni di Ciano e Crocetta, sempre parlando dei centri storici, e questo affinché le famiglie possano venire a Crocetta, possano abitare a Crocetta e da qua poi trovare i servizi necessari per la vita di tutti, per la qualità della vita di tutti. Da qui siamo partiti focalizzando tutta una serie di problemi legati sia ai giovani, legati agli anziani, legati comunque anche agli adulti, vicino sia all'ambiente della scuola, all'ambiente delle associazioni, fondamentali nel nostro paese, che fanno un grande lavoro e a cui ci teniamo. Hanno bisogno anche queste delle loro strutture per poter operare in maniera tranquilla, serena e non combattere la burocrazia. Allora, riflettendo ancora sui giovani, su quello che è lo sport, che per noi è fondamentale, anche con funzione educativa, penso allo Sport Lab che ha subito varie vicende nel tempo che l'hanno portato purtroppo alla situazione attuale. Lì sarà uno degli interventi primari in modo da farlo tornare ai vecchi albori, ma soprattutto dare un'offerta sia ai adulti ma anche ai giovani, soprattutto a giovani, per quel che riguarda calcetto, tennis e anche padel. Lì si trova poi nel complesso il centro culturale Fiore all'Occhiello per Crocetta, assieme al museo, biblioteca e scuole. In relazione alle attività, pensiamo a tutte le attività commerciali e industriali del paese, sono molteplici, abbiamo verificato in questo periodo, e tutte hanno delle necessità, vanno affrontate immediatamente. Per arrivare poi anche alle attività di tipo agricolo, sia quelle della pianura sia quelle sul Montello, che hanno esigenze diverse, ma che dobbiamo assolutamente affrontare.